like a talent's on my mind. Il nostro Tony Etna che non può mancare ad alla Catalla. Tony Etna, Vi ascolto, mia. mi dispiace per la novità della trasmissione spezzettata perché dalle 7 alle 9 di mattina onestamente come vi posso scudare mai lui che è un nottambulo. Oggi alle 11 siete stati la mia sveglia, capito? Ecco. Avrei preferito le canoniche 3 ore e lo so caro ma abbiamo anche un altro pubblico che aspetta di ascoltarci dalle 7 alle 9, mica sono tutti dormiglioni come te. Io mi hai chiedo, capito? ma chi fai stanotte? Cioè per alzarsi alle 11 Talia del l'Etna. mattino, cosa fai? Talia l'Etna Cioè, lui, posso aspetta capire, l'eruzione sai, ti dell'Etna. fai le serate, che ne so, in discoteca, allora torni a casa alle 6 Ma del guarda, mattino ma- e allora vabbè, ci può stare che dormi fino alle 11. No, ma lui Però- è proprio così, capito? Ha bisogno di dormire 12 ore. Ido non va in letargo ma proprio perché, capisci? Altrimenti lui dormirebbe da oggi Esatto. fino al 4 di giugno, Secondo no? io non so perché mi sono fatto un'immagine di Tony Etna nella mia mente. Non lo so, lo paragono a Peter di Heidi, no? Perché Perché Peter? sa fa sempre montagne. Sì, ma senza pecore però, capito? Almeno chi non c'aveva pecore, cosa, mungeva minne. Io sto qui munge, non munge niente, capisci? Ma dai, per favore. No, comunque colgo la palla al balzo perché volevo presentarti una nuova amica che insomma farà parte di questo programma insieme a Allora, noi. io non voglio responsabilità su tutte le cose nuove che hai preparato tu perché non le conosco. Per cui tu Nemmeno le io, mandi guarda. in onda a tuo rischio e pericolo, però. Che non è Ma lei quello della denuncia di È una qualcuno. bambina, è educatissima, tra l'altro, educativa, Vabbè. anche se non è mai andata a scuola. Ma visto Però che è siamo educata. anche su Sesta Rete, canale 215, ecco, io inquadro te così sai pigliano cottia. Ora Ecco, no, sistemiamo no. le luci perché a così sta parendo un anareddo. Non so se No, perché io ho la camera, no, che mi prende dall'alto. esatto. E Adesso quindi vabbè, sembra ora un po' sistemiamo tutto schiacciato, però quanto, vabbè. dai. Con Lei l'amica? è qui con Mi noi. chiamo Heidi. Hai capito? Ah, così? Sì, si parte così. Ah, Da sa- oggi abito qui con voi. Ma cui? Capito? Cioè che in ciao proprio Ma residenza. sicuro che abita qui con noi, ma non Se vuoi che esiste. diventiamo amici non devi ringhiare, mi fai un po' paura. Capito? Io non ringhio, cioè, ma che mi ci farete queste cose che poi i gente sa chi pensano, scusa, che sogno che una Sto bracco. parlando con te. Con me sta Cioè, si parlando. incazza, capito? Cioè... Di gioia, viene uno da Naghiero dopo. Sciocchina! A te, t'ha detto A me è sciocchina, io non parlo da panza, io un anno e il cane nebbia. Attenzione, Attenzione, fai tu. apri gli occhi, svegliati. E dai, Vabbè, basta. io lo so come Oh, bisogna fare con questa qua. Bisogna attuare la vendetta trasversale siciliana, eh? Ovvero? Hai capito? Piglia a fiocco di neve e tu fai un funno. A così si impara. Ci sequestra a fiocco di neve e ci fa venire, guarda, anziché mandargli la lettera anonima, ci manda direttamente la ricetta da agnello o funno e lei capisce. Se tu rapisci fiocco di neve, Giustamente. chi ci manda la lettera anonima? Assolutamente. Ci mandi 2 proiettili come fanno i mafiosi che mandano No, lettere anonime no, con no. i proiettili, oppure un dito del rapito, un Assolutamente. orecchio del rapito, no. Ragazzi, bisogna rapire fiocco di neve e mandare un avvertimento a questa giovinetta che si prende gioco da noi. Mandateci la ricetta dell'agnello al forno alla siciliana e come segno inconfutabile 2 patate e una carota opportunamente sistemati. Lo senti? I like a talent's on my mind.